Buongiorno, è l'11 luglio, la pagina veneziana della rassegna stampa di TG Plus, la nuova di Venezia e Mestre, mette sotto il titolo Zaia e Brugnaro perdono il primato. La classifica dei sindaci più amati d'Italia e dei governatori, Zaia secondo, mentre il sindaco di Venezia scende al quarto. La classifica del Sole 24 Ore che esce. Se ne è parlato molto anche ieri. Mestre, un solo funerale per l'addio alla famiglia. Venerdì a Favaro la cerimonia per la nonna Maria Grazia e papà Marco, il piccolo Mattia, è stato convalidato l'arresto per l'investitrice, ora ricoverata in psichiatria a Venezia. Si parla ancora dell'incidente di Jesolo, i due ventenni volevano vedere l'alba e poi lo schianto. Nella fotonotizia il caldo arriva a 34 gradi, allerta nel veneziano, l'USL, ecco tutte le precauzioni da prendere. Questa è una notizia, diciamo, ogni anno succede, ogni anno fa sempre più caldo. Invece qui, morto Sanavio, Francesco Sanavio organizzò i più grandi concerti, lo ricordo anch'io, è una grandissimo impresa. Si chiamava così una volta impresario, ma lui ha gestito artisti di calibro internazionale, lo ricordo benissimo quando portò Ray Charles per la prima volta. Poi andiamo avanti anche sugli altri giornali e anche velocemente su Gazzettino. Angelica, gli arresti, piantonata in psichiatria, tasse più tutele per chi paga, cambia il rapporto con il contribuente, il fisco l'onere di fornire le prove sulle quali si basa la pretesa, e il lupo solitario di Campagna Lupia, primo avvistamento nelle campagne della Riviera. Notizie di carattere nazionale, la russa no ai processi mediatici, è stato identificato il DJ di quella sera che sarebbe quello che ha combinato tutto. Affitti turistici, fosse biologiche obbligatorie, a Venezia il TAR boccia il ricorso di 5 società contro il regolamento condominiale. E poi il Veneto che chiede i medici, lo troviamo anche qui sul Corriere del Veneto, vedete la fotonotizia, cercasi medici per Venezia, in 100 raccolgono l'appello, il sud è polemica, dice li rubate a noi, ma chiamano quasi tutti dal nord, rispondono. Anche qui si parla di Angelica Hatter, rimane dentro perché potrebbe farlo un'altra volta, cibo, affitti, hotel e ombrelloni, le prove dei rincari in Croazia, i racconti dei vacanzieri, è cambiato tutto, sono fatti furbi praticamente. Una volta costava tutto poco, adesso costa come da noi. Sul web il video del furto e la fidanzata del ladro si lamenta con il derubato. E poi c'è quel caso di quella donna morta, lo specializzando patteggia, il caso all'ospedale di San Donà, il dottore non aveva visto l'infarto in corso. Questi sono fatti parecchio gravi. Andiamo a dare un'occhiata alla pagina veneziana di Notizie Plus. Vediamo: via Trieste, denunciato 4 persone, murate porte e finestre, e anche qui il salario minimo per legge, rischia aumento lavoro nero, è una notizia che arriva dalla CGA. Poi ci sono tutte le altre notizie che potete scorrere in tranquillità. È tutto anche per Venezia.